Io ho condiviso con lui anche la mia passione di subacqueo, ho fatto molte immersioni anche con l'ispettore che io chiamo ancora Sasà, perché questo era il nome che tutti quanti i suoi colleghi e i suoi amici usavano per lui. Era un uomo molto generoso, molto bravo e che probabilmente, fidando troppo della sua bravura, della sua generosità, ha messo a rischio la sua vita e ha dato la sua vita per il suo lavoro, per la sua divisa, per la sua attività nella quale credeva profondamente. Noi siamo vicinissimi alla famiglia e io oggi, appena termina questa cerimonia, mi recherò a Padova proprio per incontrare i familiari e portare il mio contributo, il mio rispetto e il mio saluto alla salma. Ha ricordato così Rosario Sanarico, il sub deceduto nelle acque del Brenta a Stra, in provincia di Venezia, il prefetto Alessandro Pansa, capo della polizia, intervenuto all'inaugurazione del nuovo centro polifunzionale di San Sabba a Trieste. Struttura intitolata alla memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Luigi Vitulli, medaglia d'oro al valor civile, deceduto nel capoluogo giuliano il 4 dicembre 1999 durante un conflitto a fuoco. All'interno del comprensorio si trovano tra l'altro l'ufficio del personale e l'ufficio amministrativo contabile della questura, la zona telecomunicazione della Polizia di Stato per il Friuli Venezia Giulia, il compartimento della Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia. La presenza di Pansa ha costituito l'occasione per un'analisi della delicata situazione profughi alla luce della posizione dell'Austria. L'Austria ha adottato, come sapete, una iniziativa che è stata molto criticata anche a livello di Consiglio europeo. Per il momento il flusso migratorio che va verso l'Austria è un flusso, come dire, minimale, l'Austria lo gestisce normalmente e ha dichiarato che in caso di eccessi di numeri, oltre le loro capacità di gestione, li bloccherà. È evidente che questo potrà determinare o una deviazione verso l'Ungheria ulteriore o verso la Slovenia e l'Italia. Qualora avvenisse verso l'Italia noi siamo pronti a gestirlo, siamo pronti ad affrontarlo, ma io credo che il tema non sia quello del confine italo-sloveno-italo-austriaco, io credo che il tema sarà quello di tutta l'area balcanica, perché è evidente che l'atteggiamento dell'Austria sarà imitato anche dagli altri paesi dell'intera penisola balcanica e quindi il flusso verrà interrotto probabilmente più a sud e quindi dovremo aspettarci altre forme di gestione del flusso via mare e cercare di organizzarsi anche in quell'ambito, cosa che stiamo già facendo. Peraltro devo dire che in una realtà come quella di Trieste, come quella del Friuli Venezia Giulia, dove già questo tema è stato affrontato, io non mi voglio rivolgere neanche al 2000-2001, ma anche negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, i casi in cui ci sono avute delle situazioni emergenziali, anche se relative a numeri molto esigui di persone, sono sempre state gestite con grandissima efficienza e con grandissima sinergia con le istituzioni locali e credo che questa sia la chiave attraverso la quale noi potremo affrontare con grande serenità anche eventuali emergenze più gravi.